Se dovessero esserci delle situazioni di pericolo, non bisogna tirarsi indietro, o c'è lo spostamento del lupo in questione o del branco, se viene individuato, o anche l'abbattimento. Non posso pensare di avere dei lupi in centro paese e che seminino panico e preoccupazione davanti alla porta di casa delle abitazioni e alla popolazione. È una sorta di ultimatum quello che il sindaco di Fara di Soligo lancia alle istituzioni nelle ore in cui si susseguono gli avvistamenti del lupo, anche se meglio sarebbe dire dei lupi. A Col San Martino diverse sono le segnalazioni dopo la morte di Leone, cane maltese di 11 anni sbranato poco distante dalla porta di casa. Leone è uscito come tutte le notti perché è un cane anziano, ha bisogno di uscire la notte, mi chiama, lo porto fuori e dopo 10 minuti rientra. Ho visto che non rientrava, ho sentito qualche guaito e sono scesa e non ho trovato niente e ho cominciato le ricerche e poi verso le 9 del mattino ho trovato purtroppo i resti. Arianna Piazza torna così sulla lunga notte vissuta in via Callonga, in particolare sull'incontro ravvicinato con il lupo che le ha portato via Leone. Ho passato tutti i filari alla ricerca del cane, del mio cane, e io e mia figlia l'abbiamo visto a una ventina di metri da noi che stava scendendo verso il basso, era lì sì. Tante sono le case senza recinzioni in questo angolo di Marca, sullo sfondo le pianezze, da cui potrebbero essere scesi lupi, magari lungo le sponde del vicino torrente Raboso. Lo stesso sindaco ha emanato un avviso pubblico con una serie di raccomandazioni come quella di non tenere i rifiuti organici fuori di casa, non solo. Tenere i cani al guinzaglio se si va in passeggiata e di evitare appunto magari di avvicinarsi anche allo stesso lupo. Quanto all'appello di Perencin con relativa opzione tra spostamento e abbattimento, in paese, nonostante i timori, non ci sono dubbi. Siamo noi qua che abbiamo occupato lo spazio dell'animale, del lupo o quello che vuoi dire, insomma, qualsiasi altro animale. Siamo noi gli ospiti. Spostati, sì, se riescono a spostarli, ok. Battuti no. Ammazzati no, a spostati e recuperati su non lo so, un posto, ma ammazzati no. Anche per loro l'ecosistema è cambiato e saranno venuti qua per qualche motivo. Quindi Non abbatterli. non abbatterli.